Buon così, ora che abbiamo capito tutto, venerdì che abbiamo il concerto, dopo se vediamo sabato e finiamo a registrare. Va bene, mi ora c'è solita roba, se mi porto impianto e cassa. Sì, vieni via solo Massimo. Mi vieni via solo. Se vediamo direttamente là, dai, se vediamo là verso le 6. Fermo anche 5 mesi. Puttana schifosa, sei amorosa. Che cazzo che dico adesso? Sì, pronto? Ciao amore, Pulcino, come stai? Insomma dai, abbastanza bene, si tira avanti. Ti come stai tu? Tutto bene amore, ma stasera lo sai che ci vediamo, devi venire a casa mia per le 9. Alle 9? Ma a fare le 9? C'è l'album delle foto della Sara. Sagaglio? Non ti ricordi che siamo stati in matrimonio 2 mesi fa? E stasera vuole venire a mostrarcele. Ah, ho capito. Allora, mi dispiace tanto perché Gavria è proprio caro di vedere l'album, è proprio Gavria è proprio piacere. Però stasera devo andare al compleanno del Massimo purtroppo. E perché? Non era il mese scorso. Sì, no, è vero, ma ti capi un altro Massimo, questo qua è un altro mio amico, te lo conosci mia, te non te che mi è presente. Comunque sì, vuoi lì, ma una torta dopo godano via, godano a giocare a calcio dopo. A calcio? Non hai mai giocato a calcio? Scommesso stasera di giocare. Va bene, facciamo domani sera. No, guarda, neanche domani non posso, mi dispiace, ma domani devo andare dal veterinario. Alla sera? Ma che veterinario hai, amore? Sto qua, di giorno è cura i cavalli, no? E dopo dalle 9, 9 e un quarto, attacca e praticamente cura il can. Il cane cura? Il cura il can, sì, proprio. Alla sera? Alla sera, che ti dica? Amore, ma ti ricordo che tu non hai mai avuto un cane. Sì, è vero anche quello, ma lunedì sera sono via in macchina e poi c'è passato un cagnetto lì fuori da casa mia purtroppo e l'è tutto saccagnato, ho detto, è neanche bosta in piena. Te mia che fa morire il campo a vedere foto di merda, no? Amore, quindi ci vediamo direttamente venerdì sera? Ti ricordi cosa dobbiamo fare? Sì, no, sai cosa da fare venere? Amore, ti ha mandato 1000 sms. Sì, ho visto che arrivava il nome tuo sui messaggi, ma ho problemi al telefono che, a parte che c'appa poco a casa mia 4 sere, ma dopo mi arriva in lingue strane, non capisco mai niente. Dovevo anche chiamarti a dire il vero per domandarti cosa che te volevi dire, ma dopo un mese passato di testa, non mi arriva niente. Amore, comunque, lo sai che io ti scuso quasi sempre. Comunque, venerdì sera abbiamo prenotato i biglietti da un anno e dobbiamo andare a vedere La Traviata a Venezia, al teatro. La tramvata? Che roba sia? Sei uno che c'ha il tranta al muso? Ma no, scemo! È l'opera lirica! Boh, non ho mai sentita, sarò ignorante. Comunque, guarda, mi dispiace, ma neanche a Venere non posso venire, mi dispiace. Perché, amore santo? Perché Venere, secondo te... Venere, ho un problema alla macchina, mi sono dimenticato a dirti che ho rotta ieri sera. E che cosa hai fatto adesso? Praticamente ieri sera sono a fare benzina al self-service, no? Solo che quando che ho finito mi sono dimenticato a cavare la pompa e quando che sono partito a Banetta si saltava per aria un tocco al serbatoio, si saltava per aria il distributore, dopo che era il meccanico lì dentro il casotto che aggiustava la macchina, saltava per aria anche quello e passava anche una vecchiotta di Poretta, si saltava per aria anche quella. Comunque il meccanico gli era messo malotto ma dovrebbe cavarsela. E la nonnina? Boh, sono pista buona a cavarla.